L'esecuzione di un delicatissimo ed innovativo intervento chirurgico al reparto di emodinamica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento apre a singolari scenari nel trattamento dell'ictus cerebrale. Attraverso un'angioplastica precutanea è stata salvata la vita di un paziente in condizioni critiche e il risultato ottenuto consente di gettare nuove luci nel trattamento della patologia. Dal punto di vista scientifico, la portata del traguardo ottenuto ha pochi uguali sia sul panorama regionale che nazionale. La novità sta nel fatto che questo intervento angioplastica cerebrale è il primo che si fa ad Agrigento. E l'altra novità è rappresentata dal fatto che è la cardiologia ad Agrigento che si interessa di questo problema e quindi tra l'altro sicuramente la prima in Sicilia e in Italia forse tra la prima, perché non penso che ci siano altri cardiologi che hanno effettuato un trattamento all'ictus in fase acuta. Praticamente in questo caso vi sono delle analogie come nell'infarto, cioè praticamente nell'ictus si ha un'occlusione acuta dell'arteria cerebrale e il nostro compito è ripristinare il flusso in quell'arteria cerebrale occlusa, quindi rimuovere questo trombo come si fa normalmente nell'infarto. E l'angioplastica cerebrale sicuramente rappresenta la terapia di riferimento perché i farmaci in questo caso sono efficaci nel 30-40% dei casi, per cui si ha una vera e propria svolta, si apre un nuovo scenario ad Agrigento e si ha la possibilità di evitare a centinaia di pazienti in futuro di essere condannati alla sedia a rotelle praticamente. Ad Agrigento non c'è la neuroradiologia interventistica e noi ci siamo per certi versi tra virgolette sostituiti al neurologo interventistica che è un'iperspecializzazione della radiologia interventistica e tenuto conto che c'è il deserto più totale noi abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza ormai quasi ventennale dell'angioplastica nell'infarto e quindi di mia iniziativa, anche se questo intervento non l'avevo fatto mai, però sapevo quello che facevo e il risultato è stato ottimale. Oggi è una giornata che sottolinea un nuovo tassello che si aggiunge a quello che è la disponibilità in termini di ventaglio diagnostico terapeutico che viene offerto dall'ASP di Agrigento al paziente che si approccia in urgenza perché si tratta del trattamento di un ictus cerebrale, quindi di patologie che sono all'assoluta evidenza perché rappresentano la terza causa di morte, molto spesso su base ischemica, quindi in cui è necessario intervenire con assoluta urgenza e competenza in un percorso condiviso. Mi riferivo alla teoria di Rison e degli errori che ci dice che ovviamente quello che si frappone all'evento avverso è proprio la barriera costituita dai percorsi diagnostico-terapeutici e delle procedure che accanto ai sistemi di allarme, accanto alla conoscenza delle procedure e quindi alla competenza dei soggetti che pongono in essere il percorso diagnostico-terapeutico ci consente di ottenere il migliore risultato possibile.